Io onestamente posso capire le persone che si sentono coinvolte, ma no, nello stesso momento in cui noi guardiamo Gaza, nessuno dice niente da un altro avvenimento in cui 2 milioni di persone e un po' di più sono coinvolti in una carestia vera, programmata, in cui sono stati più di 80.000 bambini che sono morti di fame. Qualcuno ha fatto delle firme, qualcuno ne parla, qualcuno ne sa qualcosa addirittura. È quello che io mi chiedo. Una partita di calcio è una partita di calcio. Poi se dobbiamo boicottare il calcio dove c'è Israele, ma io dico a questo punto, ma perché non boicottiamo anche tutte le ricerche mediche e tutte le innovazioni mediche che sono state fatte da Israele? Perché continuiamo a usare il telefonino, mi chiedo. Se uno apre il suo telefonino ci sono solo pezzi israeliani o tecnologia israeliana. Sfoga la sua contrarietà alla raccolta firme per il no alla partita Italia-Israele a Udine il rabbino Meloni, capo della comunità ebraica di Trieste, per poi precisare il suo pensiero sulle parole pro rinvio da parte del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni. Onestamente l'anno scorso è stato ineccepibile quello che è successo nello stadio di Udine, persino il pubblico è stato per molti versi ineccepibile e io credo che qui si vuole strumentalizzare e anche usare gli udinesi, la stragrande maggioranza degli udinesi. Si vede che al sindaco non piace questo, si vede che al sindaco per suoi motivi politici o altri preferisce dare corda o ascoltare queste voci minoritari. Le istituzioni cittadine fanno fronte comune e anche il vice sindaco Venanzi torna a parlare dell'argomento che crea polemiche a 6 settimane dall'evento allo Stadio Friuli. Oggi avete visto tutti, leggete tutti i giornali, tutti quanti guardate le TV e c'è un'invasione massiva, ci sono bambini che vengono ammazzati quando vanno a prendere il pane e l'acqua, civili che vengono trucidati, quindi insomma la situazione è un po' diversa. Allora lo sport è vero che dovrebbe essere uno strumento di unione, ma ahimè non possiamo ignorare che quel paese sta assumendo un atteggiamento molto pericoloso. Sono molto felice che il Viminale da Roma ci dica che Udine è una città sicura e quindi si può svolgere quella partita qui, ma allo stesso tempo io sono preoccupato perché ci saranno manifestazioni nazionali, internazionali, viene a dire per il luogo nel quale la città di Udine è collocata e io sono preoccupato per i miei concittadini e per la nostra città.